Dall'esterno Roosevelt Gara prova ad assumere il comando delle operazioni nei confronti di Rasputin Front, rimane per il momento di fuori Randy Griff, ha sbagliato Richter del Rocco che è partito quindi molto distante. Randy Griff che va su Roosevelt Gara e passa al paletto dei 200, quindi Randy al comando, Roosevelt a inseguire, poi ancora Rasputin, quindi il numero 3 Rockefeller Dino con il gruppo in una fila indiana molto allungata ai 400 metri che il battistrada percorre in 31,7. Si va così di fronte con posizioni che logicamente adesso non ne mutano, con Randy al comando, Roosevelt a inseguire, poi ancora Rasputin Front, Rolling Blessed più indietro ancora dopo Rockefeller Dino. Si arriva così a metà della seconda curva, quando il capolista della corsa si propone agli 800 metri in 1,3,5 con Randy Griff che continua a condurre, quindi davanti alle tribune. Dopo che si va un pochino accorciando adesso la passaggio al chilometro che avviene in 1,19,3, quindi addirittura che si è rallentata con posizioni che non mutano, con sempre Randy Griff al comando nei confronti di Roosevelt Gara, poi ancora Rasputin Front, Rolling Blessed e Rockefeller Dino. Adesso finalmente si muove qualcuno ed è il numero 9 di Royal Caff che prova a risalire per linee esterne. 400 che vanno dal palo a metà della dritta di fronte in 39 per Randy Griff che continua a condurre, rimane in schiena ancora Roosevelt Gara, poi non viene avanti più di tanto Royal Caff, il miglio in 2,4,5 per Randy Griff che ora prova ovviamente ad allungare, rimane lì vicino Roosevelt Gara che addirittura prova adesso a portarsi all'esterno della battistrada per contendere il successo alla linea di moto. Si va all'introdarrivo con Roosevelt Gara che attacca a fondo Randy Griff, Roosevelt Gara che tende a passare, facile, Roosevelt Gara che nel finale sopravanza l'avversario, viene a concludere nei confronti di Randy Griff